Serie A2 Gold non riesce alla Pallacanestro Trieste l'impresa di fermare la capolista Tezenis Verona degli ex triestini Gandini e De Paul. I giuliani hanno retto per tutto il primo tempo giocando alla pari con gli scaligeri, anzi facendo anche sognare i tifosi andando addirittura a +9 nel primo quarto. Nel terzo periodo però Verona segna 30 punti in 10 minuti facendo scendere il buio sul team di coach Dalmasson. In Serie B nazionale, dopo 5 turni d'andata, in vetta a punteggio pieno alla graduatoria del girone B della Serie B maschile c'è solitaria la GSA Udine, passata senza troppi fastidi anche ad Esio. Terza vittoria consecutiva della Friuladria PN Pordenone Corsara a Lecco, nonostante alcuni errori pesanti nel finale, nel quale ha gestito il rientro dei Lariani. Partita dall'andamento ondivago quella dei naoniani che a metà gara erano sotto di 8 e a fine terzo quarto si sono trovati avanti di 7. Non riesce a rompere il ghiaccio in campionato la Franco Robert Jadran Trieste, pur andando vicina al successo a Lugo di Romagna. Sul +8 a 10 minuti dal termine, il team di Andrea Mura ha accarezzato il sogno di centrare il primo successo in campionato, ma i veterani romagnoli Farioli e Ruini hanno imposto l'alt alla Franco Robert. In Serie C nazionale, dopo la quarta d'andata, la Pallacanestro Vicenza, impostasi con estrema facilità sul Montebelluna, capeggia solitaria e imbattuta la graduatoria del girone C. Nell'anticipo di sabato, la Falcon Star, con 20 punti di Colli e 8 assist di Laezza, si è imposta col minimo scarto sull'Oderzo grazie alla tripla finale di Graziani, hombre del partito. Stop della Caligari Scorno di Rosazzo che si arrende sul parquet della Virtus Padova, recriminando soprattutto sulla cattiva prestazione dei friulani di coach cittadini nel primo tempo e nei minuti finali nei quali è decisivo l'ex snyderino Leonardo Busca, esperto playmaker patavino. Seconda vittoria consecutiva della Grafistudio Spilimbergo trascinata da Capitan Bagnarol e Nobile nel successo sulla Piani Bolzano che tiene i mosaicisti di coach Galetti nel gruppone di centroclassifica. Rocambolesca infine la sconfitta dell'Isoga Sardita che nel match fra Cenerentole con il Petrarca Padova va a -15 nel primo quarto, rimonta con i canestri dell'MVP Casagrande, autore di 27 punti, arrivando fino a -1 a 7 secondi dalla sirena per poi sprecare con Fornasari il pallone decisivo. In Serie C regionale, dopo la quarta d'andata, resta da sola in vetta e imbattuta la Blue Service Fagagna, che ha vinto il testacoda sul parquet della neopromossa Ronchi. I collinari di Musiello approfittano del turno di riposo della Blue Energy Codroipo, che è l'altra imbattuta ma con una gara in meno. Scivolone del Michelaccio al primo stop stagionale sul campo amico del Palla Falcone Borsellino a San Daniele contro le Pinger Don Bosco Trieste. I salesiani ottengono altri 2 punti in classifica grazie anche allo 0-20 a Tabolino del Basket Day d'apertura perso con il Breg, che aveva coach Tomo Krasovec in una posizione di irregolarità nel tesseramento. A tal proposito, anche il reclamo del Breg è stato respinto dalla commissione giudicante e ritenuto non ammissibile. Nei piani alti della graduatoria di Serie C regionale anche la Lussetti Servolana, che al Paladon Milani di altura ha ripreso a vincere, stavolta contro la Credi Friuli Cervignano, dopo che nel turno precedente aveva perso a Codroipo. Dietro le 3 seconde, a quota 4 punti c'è la Geoclima, Corsara Latisana dopo il KO a Fogliano col Bor, e la Ferroluce Romance, che nell'anticipo di mercoledì in casa Radenska aveva perso. IB e Asar Romance hanno una gara in meno rispetto alle altre a 4 punti, che sono la Fluid System 80%, ripartita nel derby con la Metallica Tolmezzo dopo una sconfitta che aveva frenato il team di Andriola, assieme a Don Bosco Trieste e Breg Sandorligo, quest'ultima dilagante in casa dell'UBC Latte Carso Udine. A 2 punti la Trevisan Latisana ha una gara in meno rispetto a Cervignano, Bol Trieste, Tolmezzo e Latte Carso, che sono tutte a caccia di soddisfazioni nei prossimi turni, soprattutto per elevarsi dalle zone calde della classifica. Se siamo in 7 siamo in 7, insomma non c'è niente da fare, questo è, anche in 7 abbiamo squadra, l'unica cosa che conta in questo momento per noi è quella di vincere più partite possibile, poi quando saremo in 8 sarà meglio, in 9, in 10, adesso in questo momento qua tutto il resto è filosofia, siccome insegno ginnastica e non filosofia mi interessano i 2 punti, punto e basta insomma. Ti dirò che non ho neanche voglia proprio di parlare degli infortunati, guardate, sono in infermeria, stiamo lavorando al massimo di quello che
che possiamo fare con tutto quello che c'è a disposizione. Quando saranno pronti giocheranno. Veramente adesso io penso di capitalizzare al massimo le risorse che ci sono in questa squadra. Stiamo cercando di cambiare un po' il modo di giocare, in difesa siamo ancora scadenti, quindi insomma abbiamo tante cose da fare con questi e niente, insomma, pazienza. Poi gli altri l'importante è che recuperino, ecco, questo, con calma, con tranquillità, che recuperino bene, che tornino a giocare quando possono, perché il campionato è lungo e noi ce lo vogliamo giocare alla fine, insomma è inutile spremere adesso. Ecco, l'unica cosa è che obiettivamente stiamo giocando un po' troppo come tempo, ci alleniamo troppo, abbiamo pochi tempi di recupero e devo gestire anche quello, insomma, perché qualcun altro magari non si affatichi, gli vengono fuori dei problemi. Già Antena oggi ha giocato spizzichi e bocconi perché ha un risentimento anche, ovviamente gioca troppo e ha un risentimento ai tendini, quindi anche questo è un altro problema da gestire, ma pazienza, insomma. Questi siamo e con questi dobbiamo vincere. Munini, Gaspardo, sì, questo è un modo di giocare che possiamo sfruttare, che sfruttiamo anche troppo poco, dovremmo sfruttare di più senza fossilizzarsi su quel tipo di attacco. Ma obiettivamente era preventivato di giocarlo con Andy, questo che non c'è, per cui adesso stiamo provando a vedere di far giocare qualcun altro lì, insomma ci stiamo adattando più possibile a delle soluzioni che non sono proprio le nostre ma che devono diventarlo, e quindi per questo ci vuole tempo, calma, serenità, fare punti magari giocando male. L'unica cosa che una cosa sulla quale sicuramente dobbiamo migliorare è la difesa. Ma niente, analizzando la partita l'abbiamo interpretata come l'avevamo un po' preparata, diciamo. Abbiamo cercato di dare tanta pressione sugli esterni, considerato che loro erano magari in formazione rimaneggiata, gli mancava qualcuno. Niente, però abbiamo la coperta corta. Ci hanno puniti nel finale con i tiri da sotto, col mismatch Gasparro e Stefanutti. Nel complesso però abbiamo dimostrato, secondo me, una buona personalità a venire qua a giocare con questa squadra, e quindi sono moderatamente soddisfatto. Si poteva essere un po' più attenti in certe fasi del match dove abbiamo lasciato forse loro troppo liberi, però obiettivamente è anche venuta fuori la loro qualità, che attualmente a livello di singolo è maggiore. Forse noi abbiamo dato qualcosa di più come gruppo, abbiamo cercato di difendere, abbiamo dato tutto, abbiamo giocato in 11, abbiamo anche molti ragazzi nel 94 e nel 95, per adesso va bene. In Serie A1 femminile sconfitta la Calligaris Ginnastica Triestina a Battipaglia. Troppo superiori le campane alla squadra di Nevio Giuliani, a cui non è bastato il talento dell'americana Harry per reggere il passo con l'avversaria, trascinata dalla nazionale olandese Treffers, vista anche a Udine la scorsa estate ai campionati europei Under 20 femminili. In Serie A2 femminile, pesante sconfitta della Quercia Ambiente Muggia ad Albino nella quarta d'andata. Le rivierasche di coach Trani, ancora a secco di vittorie in campionato, hanno pagato l'inesperienza di un gruppo giovanissimo. In Serie A3 femminile, con la corazzata Bologna in vetta alla classifica, c'è l'imbattuta Sistema Rosa Pordenone Corsara anche a Bolzano sul parquet del Basket Club. Le naoniane arrivano dunque da favorite al derby friulano con la Delser, che si gioca sabato 1 novembre al Palla Crisafulli di Pordenone. Proprio le udinesi vincono la classica partita a Ciapanò al Palla Benedetti contro l'altra squadra bolzanina, rimanendo a ridosso del vertice della graduatoria. Siamo al Palla Benedetti dopo la partita vinta dalla Delser Basket School. Qui con me il capitano Deborah Vicenzotti. Breve commento sulla partita, alla fine è andata bene, avete vinto negli ultimi minuti. Sì, è stata una partita abbastanza ostica, infatti abbiamo vinto di 5 punti, il punteggio molto basso, quindi grande intensità, tanti falli, una partita molto lottata, sempre punto a punto, alla fine abbiamo avuto la meglio noi, loro fisicamente sono molto toste. Però noi anche con Eva da Pozzo, che oggi ha fatto 2 o 3 suoi giochetti magici, siamo riusciti a portarla a casa e siamo molto contente. Avete recuperato tanti palloni in difesa, però non siete riuscite sempre a concretizzare in maniera positiva in attacco. Esatto, questa è una cosa che anche l'allenatore ci ha detto in spogliatoio e ci stiamo lavorando in allenamento, ti dirò anche, quindi ci vuole un po' più di
Non so, spensieratezza, perché pensiamo sempre, oddio, adesso cosa faccio, la passo o non la passo, è il momento in cui la perdi. Bisogna entrare nel gioco e senza stare troppo a pensare. Rispetto al livello dell'anno scorso siamo passati da una Serie A2 a una Serie A3, cosa mi dici? Ti dirò che, a parte magari la prima partita con Sarcedo, che erano abbastanza inferiori, e molte giocatrici che ho visto anche oggi, ma anche a Bologna sabato scorso, vengono anche loro dalla 2 o addirittura dalla 1. Quindi il campionato in realtà non è di così basso livello, anzi. Settimana prossima siamo a Pordenone, poi c'è anche un'altra a Bolzano, dove anche lì c'è gente che ha giocato in A2 e in A1. Quindi il livello di questo girone secondo me è molto alto. Sempre al Pala Benedetti, dopo la vittoria della Delser Basket School, qui con me Enrico Sinone, coach della Delser Basket School. Partita punto a punto, vinta negli ultimi minuti, cosa mi dici? Beh, sapevamo prima della partita che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra formata da tante giocatrici che hanno giocato in A2 ed era fondamentale alla luce anche dei risultati di ieri per stare in scia con stare nelle prime 4. Credo che loro siano veramente una squadra ostica e al di là della nostra prestazione, che sicuramente non è stata molto buona, però continuiamo a difendere sotto i 40 punti, sinonimo che comunque almeno la difesa fino adesso regge. Dovremo sicuramente migliorare in attacco, ma anche di un bel po'. Infatti, come ho detto a Deborah, ci sono stati tanti palloni recuperati in difesa, poi non concretizzati in attacco. Sì, sicuramente dovremo lavorare sui sovrannumeri in attacco, sfruttare i contropiedi, perché se una squadra fa 40 punti deve riuscire a avere 6-8 punti in contropiede e arrivare almeno a 50. Però la prima partita abbiamo subito 31, la seconda da una forte squadra abbiamo subito 56, oggi 40, insomma la difesa sta funzionando. Prossima partita contro Pordenone, quindi derby di regione. Sì, Pordenone è imbattuta, ha vinto 3-3 e noi li abbiamo incontrati in un amichevole e avevamo vinto di un 6-7 punti, però avevo detto subito che era una squadra molto temibile, comunque ha delle ragazze che hanno vinto gli ultimi 3-4 scudetti giovanili e quindi è una partita difficile perché spesso in questa categoria giovani ben allenate possono fare la differenza. Nel prossimo fine settimana di FVG Sport Channel vi offriamo la gara di Serie D maschile tra Contovel e Perteole, la sfida della Graffi Studio Spilimbergo alla capolista Vicenza in Serie C nazionale e la partita della GSA APU Udine in casa contro la Tramec 100 Big Match della sesta giornata della Serie B nazionale.